mi aveva ricercato diciamo, un video, una storia, diciamo, di paura, un mistero. E questo mistero è proprio vicino, diciamo, da me, esattamente a Vietri sul Mare, ci sta il Ponte del Diavolo. Diciamo, il nome l'ho scritto in napoletano, però la traduzione sarebbe Vietri in Goppo Mar a leggenda Ponte del Diavolo. Quindi è in napoletano giustamente il titolo. Ti ripeto, Vietri in Goppo Mar a leggenda Ponte del Diavolo. Cioè, vedi sul mare la leggenda del ponte del diavolo, questa è la traduzione in effetti. Diciamo che nel 1954 lì c'è stata una forte, diciamo, è stata l'alluvione, ci sono stati oltre 300 morti, brava, eh. E quindi diciamo che molte persone di Molina di Vietri dicono di aver visto, anzi vedono ancora, non è che hanno visto, le anime di queste persone morte in questa alluvione e diciamo che ripetono come un rituale, ogni tanto si vedono delle anime camminare su questo ponte che ora non ci cammina più nessuno perché non è chiuso, incomincia, diciamo, quindi è rotto, è tutto perché c'è il fango diciamo, i detriti, quindi è inagibile, diciamo. Però la gente, siccome Molina si trova, diciamo, come una valle sotto, le persone da casa possono vedere questo ponte, diciamo, e sono tante persone che vedono anime camminare su questo ponte. Sì, sì, di notte, diciamo da in mattinata, non di mattina, diciamo dalle 2 in poi fino alle 4, 4 e mezzo, questo è l'orario che vedono. Anche mio zio più volte ha visto delle anime, diciamo così, perché poi non so come chiamarle, camminare su questo ponte e poi scomparire man mano. Mio zio si alza prestissimo, quindi lo so che oramai hanno fatto l'abitudine loro, non ci fanno più caso oramai. Quindi diciamo che questa legge non è una leggenda, in effetti è una verità. Purtroppo lì ci sta una lapide che a Molina di Vietri Andate ci sta una lapide che ci sono tutti i nomi delle persone che sono morte lì. Quindi in effetti è una storia vera, non è un... E molte volte c'è una signora che all'epoca, diciamo, si buttò da questo ponte e si suicidò, diciamo così. E molte persone hanno detto che si ripete la scena, cioè vedo questa persona sul ponte camminare e poi buttarsi come una, diciamo, un replay, diciamo così. E ci sta un forte urlo, diciamo, "Ah!" E la gente giustamente ha paura. Hanno fatto benedire più volte il ponte, lì ci sta l'avvocatella, quindi anche l'esorcista ci sta, quindi non è un problema di benedizione o altro. Purtroppo ogni tanto la scena si ripete, in effetti. Questa signora si butta giù e urla. A parte tutte le anime, diciamo, di persone morte purtroppo nell'alluvione del 54, che se andate su internet potete leggere tranquillamente la storia com'è. Era il 25 ottobre del 1954 e tra Molina e Vietri ci sono state oltre 300 morti. Diciamo questa valanga ha preso in pieno tutta essa e di tanto in tanto si vede questa persona, diciamo persona anima, camminare su questo ponte e poi lanciarsi con, diciamo, il rulare e poi scompare tutto. Quindi tante persone di Molina lo vedono ancora tutt'oggi, però oramai loro non ci fanno più caso perché per loro è naturale, è come il chirurgo che opera e vede sangue dappertutto, così hanno fatto pure loro. Si sente poco? Quindi diciamo che questa anima ripete lo stesso errore, si butta dal ponte, cade giù, urla e scompare l'anima, diciamo la figura, non si vede più. Quindi però noi lo chiamiamo ponte Roriavel perché fa paura.
Allora, giustamente, però sono fenomeni che puoi vedere di notte, in effetti, non è mai capitato che la notte di giorno, però di notte dalle 2 alle 4, questo è più o meno l'orario. Alcune persone che non riescono a dormire oppure devono andare a lavorare hanno visto queste scene quasi tutti i paesani, perché poi, come si sa, il paese è piccolo, si parla, quindi ormai loro non ci fanno più caso, quindi per loro è tutto naturale. Quindi è una storia vera, non è inventata. Potete andare anche a vedere su Google e vedete Molina di Vietri, l'alluvione, Ponte del Diavolo, cioè sono fatti reali, non sono, diciamo, esistono davvero. E quindi quest'anima ripete all'infinito, forse come ha detto la signora che è dannata, quindi ripete lo stesso gesto, diciamo, all'infinito. Come a volte io ho letto il fatto dell'inferno, purgatorio, paradiso, che dicono che l'inferno non è altro che la ripetizione, cioè si ripete lo stesso errore in effetti, a parte la dannazione e non vedete più Dio, però ripeti lo stesso errore. La maggior parte capita nei casi come i suicidi, che giustamente vengono puniti da Dio, in quanto ci sono persone che vogliono vivere e devono morire e persone che si tolgono la vita senza un motivo, non esiste un motivo valido. Quindi in effetti ripetono lo stesso. Questa signora all'infinito si butterà da questo ponte e sconterà così la sua pena all'infinito. Secondo, dal mio punto di vista sarà così, poi non lo so. Poi le altre anime, purtroppo le altre anime sono, immaginate di notte che sono morte nel letto, sono morte così, quindi sono dannate e vagano alla ricerca di perché non si sono resi conto nemmeno della morte immediata che li ha presi, quindi sono morti dannati, in effetti non hanno avuto il tempo di salvarsi. E allora forse loro vagano su questo ponte, che in effetti da lì è partito tutto, e vagano di tanto in tanto su questo ponte, come se facessero una specie di riunione. Sai, quando vedi una fila di persone e poi scompaiono nel nulla. Invece l'altra signora invece si butta dal ponte e urla e poi è finita. Non è una cosa che capita tutte le sere, partiamo da questo. Però una volta al mese, una volta ogni 2 mesi capita che qualcuno del paese vede la scena. Quindi diciamo che capita, come capita questo, diciamo, questo flusso di anime che camminano su questo ponte e per poi scomparire man mano. Tutto impazzito, come dico io. Quindi ragazzi, questa, come avete cercato questa storia, diciamo, particolare, qualche mistero, questo è un mistero, quindi la traduzione esatta è Vietrengo Pomar Leggenda Ropond Roriaval. Quindi l'ho voluto scrivere proprio in napoletano, ma penso che l'avete capito tutti in effetti poi. Un saluto ragazzi, ciao Granata, ciao Anna, ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao Rosa e ci vediamo al prossimo video, vediamo che mistero devo trovare, perché ripeto, quando metto una cosa di queste deve essere una cosa vera. Perlomeno sui misteri cerco di trovare storie vere, storie che le ho vissute, le ho viste, so che sono vere, è inutile trovare una gente che poi sono leggende, quindi questo è un fatto vero, quindi non c'è sta nulla di inventato. Quindi ragazzi, al prossimo video e buona giornata. Oggi già fa cover e già scherziamo sciattane e sono le 9:03 e non se ne può più, il ventilatore è già acceso e tiene ragione, sai? Era vero che volevo il caldo, ma non così. Ragazzi, buona giornata e buon sudore a tutti. Perché questa è la mia cosa